Siamo con Stefano Nanzi, ospite di Nonno Andrea, dove ha presentato la sua ultima fatica letteraria, Predatori. Ecco, in questo viaggio nel profiling degli Stati Uniti, c'è un elemento che l'ha stupita particolarmente in questi cacciatori di menti? Ma la cosa che mi ha stupito leggendo la storia di questi serial killer e di chi li dava la caccia, come non siano riusciti a catturarli per tanto tempo, perché noi siamo abituati a pensare agli investigatori americani come infallibili, in realtà non ci capirono niente per molto tempo. Ecco, a proposito di questo, un elemento comune a tutti i serial killer è l'errore. C'è qualcosa che lega fra loro gli errori che tradiscono questi assassini? Sì, perché sono sempre errori dovuti al narcisismo, cioè alla voglia di essere riconosciuti come i più intelligenti, i migliori, quelli che non saranno mai presi e questo li porta a commettere errori. Ecco, c'è una frase molto forte che ha detto prima: il raptus non esiste. Cosa significa questo? Che non c'è nulla che nasca improvvisamente come una cosa appunto estemporanea, che tutto viene sempre a un'origine, viene da lontano, è un crescendo di situazioni che portano poi. Il raptus non esiste, confermo. Ecco, un'ultima battuta, la cronaca nera è un ambito molto delicato che rischia sempre di scontrarsi con due grandi mostri. Uno è il sensazionalismo e l'altro è il voyeurismo. Ecco, qual è la regola d'oro per evitare di cadere in questi tranelli? Rispetto, avere sempre in mente questa parola, rispetto, rispetto per le persone coinvolte, per le vittime, per i fatti, per chi indaga, cioè mantenere sempre questa parola come una regola e quindi raccontare in base a questo. Grazie. Grazie a voi.